Gli ali delle notizie 2021, tutto pronto a Ronchi dei Legionari, anche nei paesi limitrofi, perché ci sono importanti novità, come ci spiegherà tra poco Luca Perrino, che è il presidente dell'associazione. Però Luca, prima di iniziare questa intervista, permettimi una parentesi in ricordo anche, no, della vicepresidente che purtroppo pochi giorni fa ci ha lasciati, una collega che ha sempre combattuto, no, con energia e ha dato tanto per questo territorio. Purtroppo questa edizione del Festival del Giornalismo, come tu dicevi, sarà segnata dalla scomparsa di Cristina Visentini. Cristina è stata per me un'amica, una collega, è stata quella che con me nel 2015 ha avviato questa avventura del Festival del Giornalismo e dell'Associazione delle Ali delle Notizie, e sicuramente, senza retorica alcuna, un pezzo importante della nostra vita che non c'è più, e questo festival sarà dedicato a lei, a tutto quello che ha fatto per la comunità dei Ronchi dei Legionari, per l'associazione in particolare, ma anche per il mondo del giornalismo. Ricordo che Cristina è stata impegnata anche nel coordinamento dei freelance, quindi anche nella battaglia che viene fatta dai freelance e dai precari, Sempre a fianco dei colleghi. sempre a fianco dei colleghi, mai egoista, mai sinceramente, mai solamente pro domo suo, come si suol dire. E quindi sarà a lei dedicato questa settima edizione del festival che stiamo per iniziare. Senti, importanti novità dicevamo, perché sarà sdoppiato, no? Una prima Sì, parte dedicata all'anteprima festival, la seconda parte il festival vero e proprio. Tu sai che hai fatto qualcosa di particolare, perché toccherà a chi vi parla un po' avviare, diciamo alzare il sipario, no? Ti rendi conto, no, di assolutamente. quello che Eh parlo, sì, no? certo. Allora, spiegaci un po' il programma. Allora, il programma si sviluppa appunto, come tu dicevi, in due tranche, la prima dal 1 al 5 di settembre e la seconda dal 7 all'11 di settembre. Dall'1 al 5, questo Aspettando il Festival, lo apriamo al territorio. Avevamo fatto già questo piccolo esperimento 2 anni or sono, portando alcune iniziative. Quest'anno lo ampliamo ancora di più, e quindi con la collaborazione di alcune amministrazioni comunali il 1° settembre a St. Canzian di Sonzo, appunto con Omar Costantini, che avvierà questa avventura, questo nuovo percorso. Proponiamo Aspettando il Festival con 5 serate, con 6 appuntamenti a dire il vero, importanti, e che speriamo possano trovare il gradimento del pubblico e delle persone. E poi dal 7 all'11 torniamo al Palatenda di Piazzale Martiri delle Foibe a Ronchi, e in altre 2 location, come si dice, in Piazzetta Francesco Giuseppe e nel giardino del Consorzio di Bonifica, dove verranno svolti altri appuntamenti che si svilupperanno in contemporanea. Ecco, l'altra novità del festival è alcuni incontri durante il festival che si svolgono in contemporanea in alcune location, quindi le persone del pubblico possono scegliere quale argomento più interessa, e quindi seguire quello che vogliono. Certo. Senti, anche quest'anno gioco forza, la pandemia la fa da padrone, però come è già capitato nell'edizione 2020 avete già studiato il piano B, no? Allora, il piano B è quello di riportarlo non in presenza, se ci dovesse essere un'escalation. Noi non lo speriamo. Certamente è che anche questa edizione è contrassegnata dalle regole in vigore, quindi dalla esibizione del Green Pass per l'ingresso nei posti dove si tiene il festival. La prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliata per agevolare le file e le procedure. Poi ci sono le normali procedure, ma noi speriamo che il festival si possa svolgere con le procedure e con le regole che dobbiamo seguire, ma regolarmente nelle giornate che abbiamo prefissato. Il clou dell'evento è il premio, no? Il premio alla memoria di un importante giornalista maltese, finita purtroppo in anticipo la sua vita perché
la maglia, come possiamo dire, della criminalità organizzata ha preferito stringergli, come si dice, la corda intorno al collo per chiudere la sua operatività. Già da qualche anno insomma c'è questo premio e anche quest'anno insomma ci sarà nella serata finale la premiazione. Poi Sì. darci qualche anticipazione? Assolutamente sì. Noi chiuderemo il festival sabato 11 settembre con una serie di panel durante tutta la giornata. Nella serata, prima del panel finale, che ancora una volta è dedicato al fenomeno delle mafie, la quarta edizione del premio Daphne Caruana Galizia, giornalista maltese che, come hai detto tu, è stata uccisa nell'ottobre del 2017, con la quale abbiamo subito stretto un legame affettivo con la famiglia, quindi con i figli e con la sorella Corinne. Consegneremo la quarta edizione del premio a Fabio Berizzi, che è un inviato di Repubblica, che è l'unico giornalista sotto scorta per aver indagato sui fenomeni della recrudescenza nazi-fascista e che verrà premiato nell'occasione proprio dalla sorella di Daphne, Corinne Vella, che sarà qui a Ronchi ancora una volta per essere presente a questa iniziativa che, ricordo ancora una volta, gode dell'alto patrocinio del Parlamento europeo e da quest'anno anche il patrocinio del Ministero italiano della Cultura. Certo, per concludere, vedevo nella presentazione del palinsesto dell'edizione 2021 importanti collaborazioni. Leggo ad esempio il Festival Dedica di Pordenone, Vicino Lontano Udine, Geografie di Monfalcone, Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway di Caule e tante altre cose ancora. Sì, vuol dire che vi state allargando e sì, fare squadra. Ecco, importantissimo, come avevo già detto durante la presentazione dei giorni scorsi, le Ali delle Notizie ha deciso di fare rete con alcune realtà regionali e non, perché il premio Papa Hemingway si svolge a Caorle, proprio per poter dare all'offerta culturale della nostra regione una marcia in più. Noi abbiamo contattato diverse realtà culturali della regione, chi ha risposto come Dedica o come Vicino Lontano, abbiamo stretto questa collaborazione e ci aiutiamo a vicenda a proporre questi appuntamenti culturali. Dedica ha fatto qui un'anteprima il mese scorso con una bellissima serata con Floramo e Paolo Forte. Siamo stati noi ospiti del premio Vicino Lontano, del premio Papa Hemingway, e quindi cerchiamo di fare rete proprio per costruire un percorso più importante sotto l'aspetto culturale. Chi non ha voluto, e questa è una nota polemica mia, fare rete, questo non è un problema nostro, noi ci siamo ben aperti agli altri e ognuno era libero di aderire o meno. Possiamo dire che l'invidia si sposa meglio nell'insalata? Assolutamente sì, sono d'accordissimo. Purtroppo molti di noi badano al loro piccolo orticello e non capiscono che fare rete, fare squadra, pur non avendo ingerenze uno con l'altro, non può che essere importante. Non resta che dire, buon lavoro. Grazie, grazie.